Puntano tutto o quasi sul fondo solidarietà. Le banche venete, pur di arrivare a scongiurare il fiume di cause risarcitorie da parte degli azionisti senza più un soldo. Scelta obbligata dopo che, dati di questi ultimi giorni, la proposta di un ristoro di 9 euro per azione vicentina e del 15% del valore di acquisto per Veneto Banca non sembra aver sortito quel successo che ci si attendeva. A meno di 10 giorni dalla scadenza fissata inizialmente, circa il 30% dei piccoli azionisti ha sottoscritto la transazione che solleva la banca da ogni controversia legale. Di più, nonostante le annunciate proroghe, secondo gli analisti il 40% degli azionisti non aderirà e non farà causa. Questo sarà il vero problema, la vera scommessa per le due banche, quelle di andare a raccogliere la rinuncia di questi soggetti, perché nessuno si acquista un potenziale di contenzioso di cause che potrebbe essere pari almeno al 30-40% degli azionisti complessivi. Legale che spiega così la presenza di Atlante nell'affare Banche Venete. Il Fondo Atlante altro non è che Banca d'Italia sotto mentite spoglie. Non c'è dubbio che Renzi, che si era accorto del dramma che poteva vivere Banca d'Italia per non aver vigilato, e allora ha pensato bene di chiamarli a raduno, chiamare tutte le banche a raduno, di fargli costituire questo fondo e farli partire con questa iniziativa ulteriormente truffaldina nei confronti dei risparmiatori. Perché, questa la tesi del legale, il ristoro c'è, ma è per le banche. Se offrono il 15% significa che guadagnano l'85%, mentre per quelli che hanno definito scavalcati guadagnano il 50%. E guarda caso, questo 50% lo versano immediatamente a prescindere da come andrà la transazione del 15%. E quindi non si capisce se un domani queste banche, come stanno suggerendo i vari professor Cassese, Viola e compagni, può andare a fallimento, come mai pagano così rapidamente questo 50% di rimborsati?